discute molto nella comunità scientifica dei nuovi trial, come vengono disegnati e proposti, qual è un po' il primario, quali sono quelli surrogati. C'è un po' una rivoluzione negli studi clinici? Purtroppo non molta, perché sicuramente le endpoint primarie in molte patologie, parlo sia di prostata in primis, ma anche di urotelio e di rene, ma anche di tumori solidi, dovrebbe ormai essere in maniera considerata overall survival, perché nel momento in cui abbiamo un trial che ci mostra un vantaggio in sopravvivenza, il confronto dovrebbe essere in overall survival, a meno che non faccia un fase 2 randomizzato che cerca di testare una nuova combinazione da poi portare in un fase 3. La radiological progression free nella prostata, la progression free nella rene e nella vescica sono degli endpoint compositi, ma non surrogati di overall survival, quasi mai fondamentalmente, a meno che i dati di controllo di malattia, pensiamo alle divanti eccetera, non siano così rilevanti da giustificare un po' una approvazione transitoria in attesa del dato complessivo o dell'identificazione della corte di pazienti che può avere maggiormente il beneficio. Dov'è il problema? È che ci dovrebbe essere un maggior confronto tra la company che propone lo studio per piazzare il farmaco e il clinico che magari suggerisce la metodologia giusta, per tenendo presente anche l'esigenza della company, ma ovviamente nell'interesse da una parte di una sostenibilità del sistema, dall'altra di trattare i pazienti giusti, e questo naturalmente quando si parla di costi, quindi di investimenti, di cost effectiveness, naturalmente dovrebbe essere appropriato in maniera tale che ci sia una sinergia tra interesse allo sviluppo di combinazioni o di farmaci innovativi o di sequenze innovative, fondamentalmente di quella che è un mantenimento di una sostenibilità del sistema e di una tutela anche dei pazienti.